Grazie direttore, la serata può iniziare. Direttore, ti ringrazio. Maurizio, so che hai fatto il possibile, so che hai trovato un casino di traffico, capisco tutto. Cominciamo a Brombattuto perché appunto siamo qui da un po'. Grazie. Ecco, allora... Scusate intanto per il ritardo, purtroppo ho anche avuto questa operazione alla retina e di notte veramente ci vedo malissimo e quindi ho rischiato la pelle per venire qua, insomma, ma non vale la pena rischiare la pelle, dici, e invece sì, per voi sì, scusate ancora per il ritardo. Allora, dimmi tutto. Maurizio, noi ci siamo visti da 12 secondi, per cui è tutta ruota libera questa sera, su un argomento che le cronache di questi mesi, come dire, pongono costantemente all'attenzione dei lettori. Molti dei lettori sono anche parte in causa, perché sono anche risparmiatori, sono azionisti, e poi c'è tutto, come dire, un pubblico che ha scoperto ultimamente delle cose che si diceva in un noto film: voi umani non avreste mai potuto immaginare. Devo dire che anche noi giornalisti abbiamo scoperto che non pensavamo veramente che si potesse aver costruito una cosa di questo genere. E ormai siamo cascati in una rete. Secondo me, io in uno dei capitoli che spero che tu abbia letto, insomma, l'ultimo capitolo, ammetto, io sono stato affascinato da questi due signori, insomma, questi Zonin e Consoli, perché secondo me le due crisi sono intrecciate. Sono intrecciate perché facevano parte ed erano baluardi e alfieri di un certo nord-est, quel nord-est che ci ha costruito in questi ultimi 20 anni e che adesso ci sta distruggendo. Di sicuro ci ha impoverito. Oggi si parlava di 10 miliardi, no? Di ricchezza, il prezzo, questo valore che è stato bruciato in un anno. Vi ricordate un anno fa, poco più di un anno fa, quanto valeva il Popolare di Vicenza? 62,5 euro. Cioè, adesso quanto? 10 centesimi. Cioè, io sono rimasto basito, cioè, davanti a queste cifre, davanti a quella storia della forchetta, no, che oggi è stata approvata dalla Consob, non so neanche questo abbiamo tutti scritto della forchetta negli ultimi 3 giorni. Il forchettone non è facile spiegare queste cose a chi legge, però insomma è l'oscillazione del prezzo. Il prezzo possibile. Loro hanno definito un valore minimo, che in teoria non era neanche minimo, ma poi l'hanno chiuso sul 10 centesimi, è un valore massimo che non si poteva assolutamente superare i 3 euro. Chiedetevi, io mi chiedo, ma se mi vendono una mela che ha un prezzo che varia tra 10 centesimi e 3 euro, cosa dico? Cosa penso? Chi me la sta vendendo, cioè, sta facendo qualche cosa, cioè, cosa c'è dietro? Questo è soltanto la fine di un percorso che purtroppo è iniziato anni fa, è iniziato con questa affascinazione che ci portava a dire: non siete in borsa, non siamo in borsa, noi Banca Popolare di Vicenza, noi Veneto Banca non siamo in borsa, quindi siamo sicuri, non preoccupatevi, non andremo mai in borsa. Ecco, in un certo senso ha anticipato la prima domanda, perché tutta questa, come dire, questa spirale di eventi che hanno coinvolto parallelamente questi due istituti di credito della nostra regione, nulla nasce dal nulla, però ogni cosa ha un inizio, quindi in principio cosa c'è stato? Da dove arriva questa bolla veneta? C'è stata secondo me la questione, a parte che adesso cercherei anche di dividere, no? Io ho detto ci sono due dioscuri, no, in questa storia, due geni e in qualche maniera anche del male da un certo punto di vista, due personaggi fortissimi, dalla grandissima personalità, dal carattere molto forte, che hanno forgiato queste due banche, Gianni Zonin e Vincenzo Consoli. E questi due hanno costruito le banche. Zonin, quando nel 96 ha deciso, si è opposto alla fusione con la Popolare Veneta, e ha costruito questa squadra dietro che in fin dei conti l'ha seguito pedissequamente fino ad oggi, perché ancora adesso nel Consiglio di amministrazione della Vicenza, non dico la metà, perché adesso che è entrato Rumiz, l'avvocato alpino, ve lo ricordate, quello che ha fatto l'intervento in Parlamento per Silvio, e sono entrati questi consiglieri, ma quasi la metà del Consiglio è ancora quello vecchio, forgiato da Zonin in anni e anni. Allora, però da lì è partita tutta una costruzione, una galoppata
che ha fatto diventare la Banca Popolare di Vicenza, da istituto provinciale e un po' veneto, a istituto nazionale, una delle prime 10. Ora però scopriamo che Veneto Banca ha fatto più o meno la stessa galoppata, siamo intorno al 12° posto, ha anche banche all'estero, quindi ha costruito una rete anche più internazionale. Hanno partecipazioni in Arca, la società che gestisce fondi comuni, tra i migliori anche in Italia. Hanno costruito una rete e una presenza territoriale in tutta Italia, dal Piemonte alla Sicilia, anzi la Sicilia è un po' il granaio di Vicenza, di Popolare Vicenza, la cassaforte, da lì c'è più raccolta che impieghi, ci sono più soldi che vengono presi dai depositanti, dai risparmiatori e investiti da altre parti che soldi investiti in zona. Quindi da un certo punto di vista hanno creato loro queste grandi banche. Il problema è che secondo me a un certo punto hanno perso di vista la realtà. Più che la realtà, hanno perso di vista la loro culla e in qualche maniera hanno perso il contatto con quello che era l'economia, fra virgolette, reale. Consoli è una persona diversa, era un manager, non un socio, non un azionista. Abbiamo visto anche nell'ultima votazione per l'azione di responsabilità che la famiglia Zonin, disaggregata in diverse società, che sono quelle della tenuta, e anche in diversi componenti della famiglia, conta dentro Popolare Vicenza, anche se sembrava molto bene. Consoli avrà delle azioni, ma ha contato sempre di più come motore di aggregazione e genio, in qualche maniera scintilla di sviluppo. Sapeva motivare i suoi uomini e i suoi manager. Poi queste banche a un certo punto, e secondo me è successo questo, è accaduto un po' prima per Vicenza, intorno alla metà degli anni 2000, un po' dopo per Veneto Banca, con la questione di star fuori dalla borsa si sono tutelati da una certa pressioni del mercato, hanno passato l'idea che loro fossero più forti, più solide, e da lì hanno costruito un sistema di potere ingessato e blindato che in qualche maniera ha fatto perdere di vista a loro stessi in primo luogo e a tutto il mercato, a gran parte del mercato, che c'erano dei momenti di scricchiolio, c'erano delle fratture. I piedi di questi giganti del credito veneto erano d'argilla e adesso, cambiato il regolatore, perché un'altra delle cose che racconto nel libro, ma credo che anche tu abbia raccontato in questo tempo, ma è possibile che Vicenza 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa, avesse avuto in qualche forma, dopo ce lo possono dire come vogliono, il via libera per fare la fusione con Veneto Banca, cioè 2 banche vicine di 50 km, con 2 direzioni generali da 600-800 posti che fanno la stessa roba, lo stesso lavoro a 50 km di differenza. Abbia avuto questo via libera dalla Banca d'Italia a costruire questa aggregazione, questa grande forte popolare? Che cosa si sta cercando di costruire facendo la super popolare del Veneto o del Nord-Est? Cosa si stava cercando di mettere a posto o mettere sotto il tappeto? E poi i trevigiani si sono ribellati in qualche forma a questi diktat, si sono dimessi in blocco, è cambiato un CDA, aprile del 2014. Ma Zonin ha continuato a definirsi banca aggregante. Allora, davanti a un signore che ha costruito una banca che è passata da pochi anni, no? Tipo da 100 sportelli a 670, che aveva 5.000 dipendenti, insomma, che era servito, non dico servito, è brutto, ma in qualche maniera le porte di un certo potere a Roma, come da altre parti, gli erano aperte. E doveva comprare la Banca Etruria nel maggio del 2014 e dopo doveva comprarsi anche la Marostica. Cioè, vi ricordate che erano in ballo, il duello era Marostica contro Alto Adige, fra virgolette l'Alto Adige, se non mi sbaglio, è la banca che ha fatto un aumento di capitale poco tempo fa, autodefinendosi
il prezzo dell'azione, dell'aumento, cioè non c'era neanche il perito, se non mi sbaglio, su quella banca lì. Allora, questo signore poteva fare, questa banca anche, perché insomma c'era anche dell'altra gente insieme a lui, poteva diventare polo aggregante, poteva mettere insieme altri istituti, tra le altre cose poteva anche prendersi a Banca Etruria, che abbiamo visto che fine ha fatto. Ma cos'è successo? Come poteva? Ma soprattutto da novembre 2014 cos'è successo? Come mai è cambiato tutto? Come mai quello che prima era una banca aggregante dopo è diventata una banca con un sacco di problemi e adesso abbiamo visto fino a che punto sono arrivati questi problemi? È cambiato il regolatore. Adesso quindi magari i signori della Banca d'Italia si arrabbieranno, non lo so, prima o poi si arrabbieranno, non lo so. Qualcuno però gli ha detto, scusate un secondo, ma voi dove eravate fino a novembre del 2014? Dopo è arrivata la BCE, tac, 1 miliardo e passa, perché Iorio adesso non dice quasi più niente, perché è in mezzo a tutta una serie di questioni, ma fino a poche settimane fa parlava alla grande e diceva che sì, 1 miliardo, ma stiamo facendo delle altre verifiche, potrebbe venire fuori qualcos'altro, no? Comunque 1 miliardo di aumento di capitale, come l'ha chiamato, baciato. Kiss, non so bene, baciato proprio. Cioè, Ecco, perché il bacio della naturalmente tarantola. ai non addetti ai lavori, cioè voglio dire, se io faccio il furbo, il mio direttore di banca mi chiama domani mattina al telefono. E quello che appunto ci si pone come appunto ingenuamente non addetti ai lavori, come non nell'ultimo periodo ma certamente nel penultimo, determinati fenomeni siano finiti senza una reale presenza di quello che viene chiamato, come dire, l'organo di vigilanza. La vigilanza, le ispezioni poi sono arrivate, ma quando, come dire, non dico la frittata era fatta, ma l'uovo era già sul tegame, insomma. Scusa, ma le ispezioni le ha sempre fatte la Banca d'Italia. Nel 2001 mi sembra, dal famoso rapporto della Banca d'Italia, no? E veniva fuori che l'azione era già gonfiata, chiamiamola così, insomma, loro utilizzano altri termini, no? Era già sovrastimata, appunto. E già il Consiglio d'amministrazione nel rapporto della Banca d'Italia di fatto veniva definito, era suddito di Zonin, c'era un rapporto di sudditanza, no? E quindi, cioè, 2001 primo allarme, dopo c'è stata un'altra ispezione credo alla metà degli anni 2000, dopo c'erano stati altri problemi, ma i campanelli sono scattati. Adesso la Banca Italia ci dice non potevamo fare niente perché certe questioni si potevano scoprire soltanto se si andavano in profondità e si cercava quel tipo di problema, cioè la questione degli aumenti di capitale baciati. E in ogni caso, per esempio, se io ti davo un mutuo e tu dovevi comprarti le azioni non era reato. Dopo abbiamo cominciato a dire che era un grosso problema, ma già se non sbaglio nel 2014 c'era un problema sul capitale. Questo tipo di incroci li dovevi dichiarare perché se no il tuo capitale non era quello reale, insomma, se mancava sempre 1 miliardo, manca sempre 1 miliardo, adesso ne mancano molti di più, tanto che con un aumento di capitale che parte adesso di 1,5 miliardi la banca a stento viene valutata a quello. Sì, perché questa è poi la cronaca di queste ore, di questi giorni. Ma ultimamente la Banca d'Italia, ma ha iniziato anche qualche mese fa, ha continuato progressivamente, l'ultimo anche, è proprio il report che aveva consegnato alla Regione Veneto, ha cercato in tutti i modi, secondo me, di smarcarsi dalle sue responsabilità, cercando di additarle a questo, a quest'altro, e in qualche maniera richiamando la mancanza di poteri, quando era notorio che la moral suasion, come la chiamano loro, cioè la dissuasione morale, la pressione reale dell'istituto centrale era talmente forte che poteva far dimettere un consiglio d'amministrazione. È successo a Veneto Banca nell'aprile 2014. Perché non è mai successo a Vicenza?
Questa è una delle tante domande, perché poi alla fine mi sono accorto anche dopo, rileggendo il libro, che io ho disseminato domande, ma risposte cominciamo ad averne tutti, e anch'io ne ho qualcuna, ma sono soprattutto le domande, e purtroppo quello che sta succedendo in questi giorni, le domande me le aumenta, perché continuano a aumentare le domande su come è stato gestito l'aumento del capitale, come sono stati gestiti gli ultimi mesi, questa storia del forchettone che è venuta fuori, l'azione di responsabilità che non è stata decisa, e mi dicono in Popolare Vicenza, dove adesso c'è un presidente che secondo me è una degna persona, Dolcetta? Stefano Dolcetta, un imprenditore anche piuttosto duro come imprenditore, ma uno deciso, insomma uno che ha ricostruito la fiamma, l'ha riportata in carreggiata, ed è uno anche che dice: a me delle banche del territorio non me ne frega niente, mi interessano le banche che funzionano. Ma allora, però, perché tu che sei in Confindustria batti i pugni sul tavolo, dici ai metalmeccanici che bisogna cambiare il contratto, non sei riuscito o non hai voluto, secondo me più non sei riuscito a dare il via libera all'azione di responsabilità in questa benedetta assemblea del 26 marzo. Io capisco che c'era una questione di galateo istituzionale, c'era una questione di attenzione, c'era un fatto che poteva essere un'operazione populista, ecco, mettiamola così, cioè diamo in pasto il capo espiatorio al popolo arrabbiato, insomma, e la gente è arrabbiata, voi stessi credo che siate piuttosto arrabbiati e tutto il resto. Però per una questione, e secondo me, perché anche Dolcetta, a parte il fatto che il Consiglio di amministrazione aveva un'altra maggioranza, aveva una maggioranza appunto, arrivava da altri tempi, ma poi anche Dolcetta è rimasto invischiato in questa tela di non si può urlare, non si può denunciare, non si può attaccare, perché quello che conta nel mondo del credito è la fiducia, e se noi urliamo troppo forte o lanciamo un certo tipo di messaggi, e qui c'è tutto il ragionamento anche sui giornalisti, o di azioni, rischiamo di incrinare la fiducia. Ma dove cavolo è arrivata la fiducia adesso? Ce l'abbiamo sotto i piedi la fiducia per le banche, purtroppo, quando c'è una banca che arriva da 62,5 a 10 centesimi. Allora a quel punto lì probabilmente, e questa è una cosa che mi piacerebbe chiedere a Dolcetta un giorno, come mai è venuto fuori, è stata bocciata, perché se vi ricordate anche questo tipo di azione di responsabilità è stata bocciata non dicendo no, ma votando astenuto. Generali, Cattolica, la FIAM stessa e tutte queste istituzioni, Banca Ifis, questa per esempio, hanno votato astensione, che in questo tipo di votazioni, come per il Senato della Repubblica, che adesso ci eliminano, vuol dire no, ma che dal punto di vista del galateo istituzionale delle banche e del credito vuol dire ni. E quindi non è passata azione di responsabilità. Dolcetta ha detto partirà col prossimo proprietario. Allora adesso, qua faccio un passo in più, scusa se sono torrenziale, fermami, mi scuso perché poi ne ho accumulate anche correndo come un matto in strada di questioni che volevo in qualche maniera affrontare con voi. Allora Dolcetta mi dice arriverà il prossimo proprietario e deciderà lui se fare l'azione di responsabilità, perché lui ci ha messo i soldi, 1,5 miliardi. Bene, il prossimo proprietario chi è? Le banche. Can, Magna Can. Il Fondo Atlante, da chi è fatto? O assicurazioni o la Cassa Depositi e Prestiti, cioè lo Stato, o le fondazioni bancarie. Ma, cioè, certo, io sono d'accordo, Atlante bisognava farlo, perché arrivati a questo punto, qua rischia di saltare la baracca, e se salta a Vicenza non è che salta l'Etruria, arriva la Boschi, suo figlio, il padre, il nonno, lo zio, tutte queste cose qua. Cioè è il sistema bancario italiano che va in crisi, e secondo me
è una botta tale che e che dà problemi anche a livello europeo. Per questo la BCE, secondo me, e qua siamo alla dietrologia, io sono un giornalista, scusate, ma per questo la BCE dirà di sì a questo fondo che secondo me ho dei grossi dubbi che non sia aiuto di Stato, insomma, ma io sono un giornalista di provincia, dopo ci sono altri È un fondo più titolati di me. salvabanche, come dire, mascherato da Sì, intervento. Infatti. Ecco, una cosa che naturalmente è sempre interessante, anche duro leggere, sono poi, come dire, i modi in cui questi movimenti, queste strategie, queste politiche, questi magari anche deliri di onnipotenza, abbiamo sentito negli anni che furono, poi si catapultano sulla testa delle persone, perché una banca non è fatta solo da un board di amministratori, è fatta soprattutto da migliaia e migliaia di persone che hanno investito i loro averi. Abbiamo visto il filmato all'inizio, sono anche le storie che fanno più notizia perché sono delle storie assolutamente rappresentative dei tempi che stiamo vivendo. Abbiamo sentito del signore che ha perso cioè praticamente non ha più la disponibilità perché investiti in azioni illiquide e cadute e crollate di valore dei beni del marito morto, e gli dicevo che c'è la notizia che ha fatto il giro un po' di tutti i giornali a Cinto Cao Maggiore, in provincia di Venezia. La signora e il marito hanno perso 400.000 euro, la signora ha avuto uno stress, poi non so se la cosa è collegata, dopo lo stress è arrivato anche l'ictus, comunque adesso ha fatto una delle ennesime tante cause a Banca Popolare di Vicenza. Mi sembra che adesso l'insieme dei contenziosi solo di Popolare di Vicenza superi come il miliardo di euro, cioè siamo a livelli stratosferici, però tutto questo nasce da atti concreti, ripartivo prima dalla banca di Beppi e Toni andava al direttore Beppi, chiedeva un fido, un mutuo, e il direttore Beppi gli diceva bene, ti do 100 ad esempio, ma te ne do 120 o 110, con quei 20 e 10 in più tu compri azioni della banca. Meraviglioso, fantastico, ma era veramente il paese di Bengodi, cioè voglio dire. No, invece secondo me era un'altra questione, cioè era la questione della fiducia. Nel libro lo scrivo proprio. Sì, ma cioè, noi davanti alla matematica, davanti all'economia abbiamo paura, ci sentiamo piccoli, ci sentiamo ignoranti e abbiamo, questo è un timore molto veneto, scusate, paura del capo, paura del padrone, paura di chiedere. Invece sono i nostri soldi. Noi li abbiamo imprestati a questa banca. Loro ci hanno detto ci sarà questo rendimento oppure te li custodisco. Ma noi abbiamo tutto il diritto, cioè, di chiedere come li investono, dove li investono. Purtroppo c'è un sistema che si chiama MiFID, no? Questa roba che dobbiamo, anch'io quando la vedo, 30 fogli, cosa faccio? Firmo tutto, la parte, insomma. Purtroppo è così, ma chi si mette a leggere 30 fogli? Dobbiamo farlo. Purtroppo abbiamo fatto tanta fatica per guadagnare questi soldi, credo. Ma nessuno ha vinto al Totocalcio, se no non sareste qua. Per cui, cioè. E quindi questa fatica deve essere in qualche maniera riconosciuta in primo luogo da noi stessi, perché parlavo anche oggi con dei colleghi o dell'altra gente, perché quando andate a comprare un vestito o comprate un'auto, guardate, toccate, controllate, vi informate, ed è un investimento. Vabbè, un vestito può essere 100-200 euro, un'auto 5.000, 10.000 euro, adesso. Però e i vostri soldi arrivate in banca da Toni e Beppi, che conoscete magari da una vita, che chissà cosa ha studiato, certe volte, scusate, va bene, e lui vi dice no, investi in queste obbligazioni subordinate, hanno un rendimento benchmark, già cominciamo già a viaggiare, no? Dopo ti tirano fuori put and call, no? Fra 3 anni c'è la questione,
hai un flat, c'è tutto un gergo che sembra stregoneria proprio applicata e tutte queste... sì, lo fanno. L'hanno proprio costruita un po' così, questo inglese maccheronico proprio che è bellissimo, perché anche gli amministratori delegati si riempiono la bocca di queste cose qua spesso, e quindi ti raccontano la rava e la fava su queste cose, ma loro possono raccontare quello che vogliono, anche il direttore della tua filiale può raccontare quello che vuole, anche quello dello sportello può raccontarti quello che vuole, e spesso è accaduto che loro ti devono raccontare qualcosa perché la banca è diventata un supermercato e quindi deve venderti i suoi prodotti. Difficilmente, per esempio, ti venderanno fondi comuni dove loro non sono soci, dove loro non hanno delle partecipazioni, dove ci sono degli accordi, dei patti e tutte queste cose qua. Fateci caso, per esempio. È come se tu andassi in una concessionaria della Fiat e chiedessi un'auto, una BMW. Ovvio che non te la vende. E perché la banca deve farlo? Di darti un fondo X invece di Y? Questo significa attenzione, informazione, pazienza, perché si tratta dei vostri soldi, della vostra vita e di una decisione delicata, perché c'è la vostra vita, il vostro futuro e anche quello magari dei vostri figli, no? Quando dovete decidere come investire i soldi per fare avere i soldi in futuro per l'università oppure per le spese sanitarie, non so, per la badante. Non mi fido dei bot, investo tutto in Popolare Vicenza, che se sicura se fuori dalla borsa. Mi sembra di essere un po' Marco Paolini, magari adesso farà qualcosa di questo genere, no? Mi conosco Beppi, Luca ha detto questo, che mi dà un rendimento certo del 5% all'anno, vado. Anche qua, su questa storia del rendimento, ragazzi, cioè dobbiamo anche dircelo, insomma, com'è la questione. Adesso i tassi sono 0 o sotto 0. Se uno vi dice, vi viene lì, vi bussa alla porta e vi dice ho un investimento per te fantastico, ti rende non dico il 10, il 5. Voi cosa dite? Però, mica male il 5, da 5 a 0 è un bel po', 5 a 0 non c'è partita. Ma dietro questo 5 cosa c'è? Quando i tassi sono 0 e se li metti nel conto deposito ti danno 1, 2 in Popolare Vicenza o anche in Veneto Banca. Cioè, questo è quello che dice, infatti lo racconto anche nel libro, no? Quel promotore finanziario, i promotori finanziari adesso si chiamano consulenti finanziari, no? Sono quei signori che appunto ti vengono a casa e ti cercano di raccontare e di illustrare tutta una serie di tipi di finanziamenti diversi. Allora, questi qua in teoria dovrebbero essere un po' più preparati di quelli dello sportello, se vogliamo così. Però questo promotore finanziario che io ho incontrato in un parcheggio di un'assemblea di Veneto Banca, e gli ho detto, ma scusa un secondo, ma in questi anni che cosa avete venduto ai vostri clienti, alla vostra gente? Perché questa è la questione di fondo. I clienti sono la tua gente. Ma il problema è che loro volevano rendimenti, mi ha detto questo. La gente è esosa, avida, c'è dell'avidità. E quindi non gli davamo i prodotti che rendevano, ma forse non gli raccontavano che rischiavano. Allora, quindi a questo punto, cioè, l'unica cosa che possiamo fare dopo ci saranno le cause, che avranno il loro corso, che ci vorranno anni probabilmente, ci sono dei sistemi sugli arbitrati bancari, ci sono degli avvocati che portano già a casa dei soldi, ci sono anche delle possibilità di averli prima. Io credo che qualcuno di voi stia accarezzando la speranza che, visto che hanno garantito quelli delle 4 banche sommerse e salvate a novembre, qualcosa verrà fuori anche per voi.
secondo me è pura illusione, perché adesso c'è Atlante che non è mica per te che è venuto per salvare il sistema bancario. E quindi a questo punto sugli investimenti passati noi possiamo dire, non dico una croce sopra, ma mettersi calmi e pazienti ed aspettare le cause, qualche anno, tutto quello che vuoi. Ma da qui metterci una riga, un punto e a capo, da oggi in poi, è fondamentale. Cioè capire dai nostri errori, di noi tutti, è fondamentale. Io parlo anche da giornalista, perché anche noi raccontiamo e spieghiamo spesso nei giornali, un tempo anche di più, perché c'erano anche più pagine di informazione finanziaria e consulenza per i risparmiatori e varie altre cose. Ma noi raccontiamo spesso dai tempi dei tango bond minimo, ve li ricordate i tango bond, quelli bond dell'Argentina? Adesso dopo 15, 20 anni, 16 anni, quando è successo il 2001, c'è stato il crack, dicono che te li ripagano tutti, ci sono voluti 16 anni. Ma vi ricordate quanta gente in Veneto aveva investito in questi prodotti perché rendevano il 9%, il 10%? Ma perché ci rendevano così tanto? Perché erano prodotti a rischio. Dobbiamo imparare a distinguere, cioè chi diceva, no, un grande finanziere capitalista di quelli che girava col cilindro, in borsa devi investire o puoi investire soltanto i soldi che puoi perdere. Dopo un altro diceva un'altra cosa simpatica, che quando anche il lustrascarpe sotto casa si mette a parlare di borsa è il momento di vendere. Ma comunque, al di là di queste frasi fatte, no? E queste cose qua, è attenzione e quindi la prima regola è diversificare. È una regola che ci dovrebbero insegnare a scuola, perché l'economia, in qualche maniera, secondo me, personalissima opinione da giornalista di economia, dovrebbe essere una delle materie tipo educazione civica. Noi dobbiamo spezzare questo velo di timore, di sentirci ignoranti e quindi ritornare padroni di noi stessi e dei nostri soldi e quindi chiedere sempre dell'investimento che stiamo per fare, che tipo di problemi, che tipo di rischio c'è e soprattutto stare ben attenti sul profilo, su quello che vogliamo che sia la sua durata, che sia un investimento di breve, di lungo termine, che ha come obiettivo di un certo tipo e se quei soldi ci servono o no, se ci servono fra 5 anni, 10 anni, 3. Allora, senti, sono già arrivate tramite il sistema qui della libreria con l'SMS una serie di domande che poi faremo fra qualche minuto. Prima di farle, perché una di queste domande è attinente a questo tema, vediamo un attimo questo contributo filmato perché ci spiega in qualche modo cosa può succedere in realtà se poi la banca rischia di fallire. Per chi ascolta e lo sente per la prima volta, dal 2014 è stato varato in Europa il cosiddetto bail-in. Che cos'è il bail-in? Pensiamo a quello che è accaduto a Monte Paschi, cioè quando una banca va in difficoltà arrivava il governo e in qualche maniera faceva un prestito ponte, un aiuto di Stato e riusciva a aiutare finanziariamente l'azienda in ragione temporanea. Dal 2014 questo meccanismo di intervento è stato soppresso, adesso vi è il bail-in, cioè tutte le banche nel momento in cui si trovassero in difficoltà devono drenare internamente le risorse per il proprio salvataggio andando a colpire rispettivamente prima gli azionisti, poi gli obbligazionisti e in misura ultima anche i correntisti depositanti con una soglia di sicurezza dei famosi 100.000 che è destinata comunque a abbassarsi a 30.000 nei prossimi 50 anni per uniformarsi alla media, alla soglia tedesca. Quindi sappiatelo a casa, se io oggi investo in un'obbligazione bancaria di qualunque che sia quotata la banca o non quotata, se la banca in questione
va a replicare i sui grandi successi di MPS o di altre banche in difficoltà che sono in una situazione di ancora limbo finanziario, non sarà più la fiscalità diffusa e il governo che effettuano aiuti di Stato per salvaguardare la banca in questione, il che personalmente lo vedo anche come una soluzione meritevole, perché non si può scaricare sempre sui contribuenti gli errori che ha fatto una classe dirigente sbagliata. Quindi gli azionisti e in misura secondaria gli obbligazionisti devono tenere i fucili puntati contro chi governa l'istituto di credito, perché nel momento in cui va male saranno loro da oggi in poi i primi a rimetterci. Ecco, questo era Eugenio Benettazzo che spiegava in parole povere questo bail-in. Adesso non so se con Banca Popolare di Vicenza, con i movimenti iniziati oggi, c'è l'offerta globale delle azioni, c'è il Fondo Atlante pronto a intervenire, eccetera. Però se le cose in un istituto di credito vanno in un certo modo, si arriva, perché in questo libro c'è anche un glossario, c'è anche un vademecum, che è anche utile per il giornalista che deve scrivere a volte di cose che deve capire prima di spiegare alle persone, ma soprattutto per il risparmiatore alcune parole chiave per capire come nuotare in questo mare agitato. Una di queste parole chiave è appunto questo benedetto bail-in, diventato diciamo di moda negli ultimi mesi, però è una spada di Damocle potenziale per chi ha investito e per chi ha determinate disponibilità in conto corrente. Beh sì, cioè sopra i 100.000 euro rischi di perdere tutto, sopra. E anche lì ci sono dei trucchetti, fra virgolette, insomma tu se apri un conto in un'altra banca ti coprono anche quegli altri 100.000, se c'hai un conto cointestato diventano 200.000, insomma... Però chissà, magari forse quelli che hanno fatto questo tipo di riforma pensavano che l'obiettivo era tenere meno soldi possibile in banca e spenderli, così c'è la ripresa e arrivano i consumi. Però al di là di questo, secondo me la questione principale, anzi scusa, un'altra questione, è per esempio un amministratore delegato di una di queste banche di cui stiamo parlando, mi fa, ma in fin dei conti uno che tiene più di 100.000 euro in conto corrente è uno scemo. Questo è la considerazione da parte di un capo di un'azienda bancaria per i suoi clienti. Allora, davanti alla buriana che si è scatenata negli ultimi mesi, ovvio che non sai dove mettere i soldi, hai paura e li tieni in conto corrente. Secondo me è assolutamente naturale. Devi soltanto trovare degli accorgimenti, magari li piazzi, li parcheggi nei bot. Però io credo che sia assolutamente naturale questo atteggiamento. Perché pensi ancora, e in fin dei conti hai ragione, che la banca sia una cassaforte. È quello che ci ha in qualche maniera fregato negli anni scorsi. Pensare che fosse una cassaforte. Adesso dal 2014 con l'approvazione di tutti, perché questa norma dei bail-in l'hanno approvata tutti a Bruxelles, a Strasburgo, cioè tutti gli italiani ma anche tutti gli altri europei, tutti i partiti che c'erano, quindi il problema è che dopo 2 anni adesso si inizia a parlarne e qua ritorno anche al discorso che c'è una responsabilità anche di noi giornalisti, che magari siamo troppo presi dal quotidiano e dalle emergenze quotidiane che la prospettiva e il lavoro in prospettiva ce lo dimentichiamo. E poi c'è anche l'altra questione dell'informazione. Secondo me, nel libro ne parlo anche, noi giornalisti abbiamo una deontologia, no? Rispondiamo in primo luogo in teoria, ma anche in pratica, almeno nel mio caso, ma anche di moltissimi altri colleghi, al lettore.
si chiama deontologia professionale. Un bancario a chi risponde in primo luogo? O a chi dovrebbe rispondere in primo luogo? Nel Veneto di un tempo, quello dove per fare un affare bastava stringersi la mano, in banca il direttore di filiale o quello dello sportello ti guardava in faccia, ti conosceva e aveva con te un rapporto realmente di fiducia. Adesso i direttori di filiale quanto rimangono nella stessa filiale? 2 anni? 3 anni? Gli vanno in rotazione? Chi lavora allo sportello cosa deve fare? Cosa deve vendere? A chi deve rispondere in primo luogo? Allora, i sindacati della Popolare Vicenza, questa faccenda delle azioni gonfiate e dei prodotti che venivano venduti l'hanno denunciato anni fa, se non sbaglio. Hanno fatto anche una battaglia interna, che spesso però, almeno per me, è rimasta una battaglia interna, perché non è stato denunciato all'esterno un certo tipo di turbofinanza, se vogliamo chiamarla così, che veniva a essere innescata. La pressione per arrivare ai rendimenti, un certo tipo di prodotti che dovevano essere venduti. Ecco, secondo me, in quell'occasione, e qua ritorniamo sempre al solito discorso, tiriamo una riga e ripartiamo, da adesso in poi, in quell'occasione comunque, quel tipo di denuncia o di frizione che si era verificato con l'allora direttore generale, l'allora vertice della Popolare di Vicenza, doveva essere in qualche maniera veicolata anche alla clientela per riconquistare la fiducia, per riagganciare quelli che erano i tuoi e sono i tuoi veri interlocutori, perché se la Popolare di Vicenza è arrivata a valere 10 centesimi è perché anche voi avete tolto i vostri conti correnti. Giustamente si può dire, anche perché è nel vostro diritto togliere il conto corrente. Cioè i soldi sono vostri e potete farne quello che volete. L'obiettivo è che non siano altri a fare i loro comodi con i vostri soldi. E quindi c'è un dovere da parte vostra di starci dietro e c'è un dovere da parte di questi che dovrebbero essere dei professionisti di consigliarvi al meglio, rispondendo a voi e alle vostre esigenze. Ecco, secondo me una delle battaglie che potrebbe fare il sindacato, che in questa fase è sicuramente moltissimo preoccupato per la tutela dei posti di lavoro, perché anche il mercato del credito è un mercato maturo, perché adesso stanno venendo avanti le banche online e in futuro chissà Facebook o Amazon potrebbero anche diventare banche, quindi per un bancario adesso i problemi possono esserci e ci saranno sicuramente in prospettiva. E come fai a mantenerti legato alla tua gente? Come fai a rimanere vicino ai tuoi clienti? Soltanto dando consulenza, dando consigli veri e su misura della persona che hai di fronte, non degli obiettivi che ti arrivano da sopra. Capite che stiamo viaggiando forse in un mondo ideale, ma stiamo parlando di qualcosa di concreto, perché un'intera categoria di persone che secondo me ha studiato, dove ci sono grandissimi professionisti, persone a modo che sicuramente hanno in primo luogo l'attenzione verso la propria clientela, tutta questa categoria rischia di essere spazzata via perché non ha avuto la forza di rompere questo circolo perverso e di in qualche maniera incidere e arrivare a riconnettersi direttamente con i propri clienti. Ed è un problema, vi dico spassionatamente, che abbiamo anche noi giornalisti, perché il nostro primo interlocutore è il pubblico, è il lettore, chi ci vede e chi ci ascolta. Ecco, è il nostro primo dovere, è con C'è un lui. bene intangibile che si chiama credibilità, che se sei allo sportello o al computer, quando perdi
lo perdi un attimo, per riconquistarlo ci impieghi forse una seconda vita. Questo è il problema. Qua inneschiamo anche un altro ragionamento, scusa se ti interrompo, ma mi viene in mente in questo momento, ma adesso arriva il Fondo Atlante, ma non è che dall'oggi al domani voi tornate a fidarvi della Popolare di Vicenza? Cioè, cosa troverà Atlante arrivando e cosa dovranno fare per riconquistarvi e tutte queste cose qui? Cioè, stiamo appunto iniziando un'altra storia che è una storia di svolta. Vediamo se l'arrivo di Atlante è soltanto turare la falla o cambiare completamente i rapporti e ragionare finalmente vicino alla gente.